Ancora nessuna richiesta di riscatto per padre Pierluigi Maccalli. Secondo la polizia del Niger, il sacerdote della SMA sarebbe vivo, colpito il suo impegno per la popolazione, conferma padre Mauro Armanino. Giro di boa per il piano quinquennale di Arinox, l'anno si chiude con un fatturato record, l'azienda si prepara a far partire la nuova linea di ricottura con possibili ulteriori risvolti occupazionali. Una messa di ringraziamento per il pellegrinaggio a Lourdes, esperienza unica ed indimenticabile. Ieri sera al villaggio del ragazzo il vescovo ha rinnovato l'affidamento della diocesi a Maria. 18 spettacoli in cartellone per l'8ª stagione al Teatro di Cicagna, la mongolfiera intraversata sulla Val Fontanabuona è il simbolo della rassegna che si aprirà il 7 ottobre prossimo. Facciamo canestro per Genova, il mondo del basket è vicino al capoluogo ligure. Domenica grande basket al Palazzetto di La Spezia con l'amichevole tra squadre di Serie A, Pesaro e Sassari. Buongiorno a tutti, benvenuti al TG13. In apertura oggi ci occupiamo di notizie che arrivano dall'estero, dal Niger. Sono infatti passati 5 giorni dal rapimento di padre Pierluigi Maccalli e ancora non si hanno notizie di rivendicazioni o richieste di riscatto da parte del gruppo jihadista che lo terrebbe in ostaggio. A confermarlo il casarzese padre Mauro Armanino, sacerdote e confratello del missionario della SMA rapito. Lo abbiamo intervistato. Confermo che non ci sono novità di rilievo in questi ultimi 2 giorni, se non che ci sono state pattuglie governative, di militari governativi che stazionano attualmente nella zona. Padre Pierluigi Maccalli, il missionario sequestrato in Niger martedì scorso da un presunto gruppo jihadista, sarebbe vivo, anche se di lui non si hanno più notizie da diversi giorni. Lo ha assicurato all'arcivescovo di Niamey la polizia nigeriana, la quale spera di iniziare le trattative appena i rapitori si faranno vivi. Al momento infatti non è arrivata alcuna richiesta di riscatto, prassi comune nei casi di rapimento già avvenuti in passato in Niger, come conferma lo stesso padre Mauro Armanino, confratello della SMA di padre Gigi. Penso che inizierà un tempo un po' di stallo, tanto più che questo tipo di gruppi jihadisti cosiddetti non hanno molto la propensione a rivendicare. Padre Mauro riferisce come il rapimento di Maccalli sia stato un attacco rapido e ben mirato. I rapinatori conoscevano i suoi movimenti e avevano scelto lui come vittima. Tra i vari motivi legati al sequestro, l'intento di spaventare le comunità cristiane in una delle pochissime aree del Niger in cui il cristianesimo è la fede di maggioranza e colpire l'impegno di padre Gigi, appena rientrato dall'Italia, nei confronti della popolazione locale. Meno di una settimana è tornato in viaggio con strumenti, cose e molti sogni, e progetti, come era suo solito, sia dal punto di vista evangelizzazione che promozione umana, tra le altre cose, l'idea di iniziare una scuola secondaria. Quindi le persone erano certamente al corrente di questo movimento, evidentemente il bersaglio è stato scelto, anche per una risonanza maggiore evidentemente, poi in prospettiva forse di queste richieste di riscatto che ricordiamo comunque costituiscono la prima sorgente di finanziamento di questi gruppi. I temi del lavoro adesso, si sta per concludere un anno record per l'Arinox di Riva Trigoso. In attesa che lo stabilimento sestrese parta il nuovo impianto di laminazione, si sono completate le procedure per l'assunzione di 15 nuovi lavoratori. Una crescita occupazionale che potrebbe avere ulteriori sviluppi. Siamo a metà del piano quinquennale, abbiamo terminato 2 anni fa la realizzazione del laminatoio, termineremo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo l'installazione della linea di ricottura numero 5, che sarà la prima al mondo a larghezza 1550 mm, e partirà a fine anno l'installazione della linea di taglio idonea a tagliare questo prodotto nuovo che stiamo lanciando sul mercato. Giro di boa per il piano quinquennale dell'Arinox di Sestri Levante, l'azienda del gruppo Arvedi che produce e commercializza laminati sottili ed extra sottili in acciaio inossidabile. A 2 anni e mezzo di distanza dalla presentazione del documento programmatico, che prevede in tutto oltre 55 milioni di investimento, il bilancio di metà percorso è sicuramente positivo, sia per il fatturato che per i risvolti occupazionali. Positivo per l'azienda perché chiuderà il 2018 con un ottimo risultato, il migliore dei suoi 30 anni di storia. Positivo per il territorio perché solamente quest'anno abbiamo assunto 15 unità, quindi siamo arrivati a 250 impiegati diretti in Arinox più qualche
somministrato più tutto l'indotto, che per il Tigullio penso siano numeri importanti. Una crescita occupazionale che potrebbe proseguire anche per il futuro. Sicuramente le linee che entreranno in funzione avranno bisogno di personale. Se il mercato continua a essere positivo e riusciamo a confermare le nostre quote di mercato o ad ampliarle come previsto nei nostri piani di investimento, ci potrebbero essere nuove assunzioni all'inizio del prossimo anno di qualche unità, non saranno i 15 dell'anno passato, ma il trend è positivo. Una grande importanza verrà data dalle decisioni di Trump sulla 232. Nell'ultimo incontro con il Presidente della Comunità Europea è stato dichiarato che verranno rimosse questi dazi sull'acciaio e sull'alluminio. Ad oggi non ci sono stati ancora movimenti da questo punto di vista. Se effettivamente verranno rimossi ci sarà un'accelerazione anche alle assunzioni sul territorio. Attimi di paura ieri sera attorno alle 20 sull'autostrada A12, poco prima del casello autostradale di Sestri Levante. Il rimorchio di un tir che trasportava scooter ha preso fuoco all'altezza di località Novano in comune di Casarza Ligure. L'autista, che si è accorto delle fiamme, è riuscito a portare il mezzo pesante sino ad una piazzola di sosta e a staccare la motrice per evitare che bruciasse. Nel contempo sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Chiavari e Sarzana, che hanno iniziato a spegnere l'incendio che ha interessato anche una parte della vegetazione limitrofa. Durante le operazioni di spegnimento il traffico autostradale è rimasto temporaneamente bloccato. Sul posto gli uomini della polizia stradale. A poco più di una settimana dal rientro in diocesi, i pellegrini che hanno partecipato al viaggio a Lourdes, organizzato da Unitalsi, si sono radunati al villaggio del ragazzo per la Santa Messa di ringraziamento. Il vescovo Alberto Tanasini ha rinnovato l'atto di affidamento a Maria del cammino diocesano. Comune il sentimento di grazie per questa esperienza unica ed indimenticabile. Ascoltiamo alcune testimonianze raccolte dai nostri inviati a Lourdes, presenti ieri sera alla Messa di ringraziamento. Com'è lo spirito dopo più di una settimana che si è concluso il pellegrinaggio a Lourdes? Lo spirito è molto alto e non tende a diminuire, anzi c'è proprio questa ricarica che noi tutti, che andiamo specialmente da tantissimi anni a Lourdes, ma anche per chi è stata la prima volta, questa ricarica uno pian piano durante l'anno la smaltisce, sembra proprio un po' una pila, no? E la smaltisce a favore, perché quello che noi riusciamo a rilasciare è proprio un'energia positiva. Lourdes ti rimane sempre, una volta che hai iniziato ad andarci non ne puoi fare a meno. Questo è il mio 13° pellegrinaggio che ho fatto e ha un richiamo che tutto l'inverno tu hai questo traguardo di arrivare a Lourdes il prima possibile per fare una settimana di serenità. Che cosa significa coltivare il seme del pellegrinaggio una volta tornati nella quotidianità? Portare Lourdes, come diceva Bernadette, la grotta, gli dicevo non ti manca la grotta, ma la grotta la porto io dentro, cioè tutto quello che vivi a Lourdes, poi certo poi lo vivi nel quotidiano, cerchi di viverlo con la fraternità, con l'unitarsi. È stato un bel pellegrinaggio, un pellegrinaggio che ci ha dato tanto, un pellegrinaggio in cui, come ha detto il nostro vescovo, abbiamo affidato a Maria la nostra diocesi. La nostra è una diocesi mariana, abbiamo la Madonna dell'Orto e la Madonna di Montallegro e quindi Maria è proprio dentro di noi, dentro ai chiavaresi, ai rapallini e a tutti gli abitanti della nostra diocesi. Siamo tornati contenti e riconoscenti a Maria per i frutti che ogni giorno dà la nostra diocesi. È una diocesi piccola ma che è viva con tante realtà, tante associazioni e tanti seminaristi a cui auguro, adesso incomincia l'anno dei nostri seminaristi, appunto, e quindi auguro un buon anno, un buon inizio di un cammino nel Signore e in Maria. E ora andiamo a Recco, lo facciamo attraverso il nostro sito internet teleradiopace.com, dove si celebrerà la festa del mare in occasione di questa ricorrenza. Domani mattina alle 9:30 verrà celebrata sul lungomare Bettolo una messa in suffragio dei caduti nei pressi del monumento che li ricorda. Seguirà la deposizione della corona in loro onore e la lettura della preghiera del marinaio. In serata alle 21 si svolgerà l'iniziativa Il mare in piazza nell'area Belvedere Luigi Tenco.
Grazie ad una diretta streaming i partecipanti potranno assistere all'avventura di un'immersione in compagnia di un biologo marino che commenterà le immagini provenienti dai fondali dell'area marina protetta di Portofino. Il Teatro Comunale di Cicagna si avvia verso l'8ª stagione di spettacoli, un ricco calendario con 18 appuntamenti dal 7 al 27 aprile. Sentiamo. È stata presentata la nuova stagione teatrale del Teatro Comunale di Cicagna. 8ª stagione di spettacoli, con il fine di incrementare la proposta culturale della Val Fontana Buona. 18 spettacoli che attraversano generi diversi: prosa, pis dialettale, spettacoli musicali e cabaret. Mi fa piacere dire che la programmazione l'anno scorso è andata molto bene, abbiamo incrementato l'utenza e quindi quest'anno i nostri utenti sono premiati con nuove compagnie e inoltre abbiamo inserito anche la domenica per la prosa. Non tutti gli spettacoli di prosa saranno la domenica, però ne abbiamo inserite 3 di domenica perché abbiamo visto che la domenica è più accessibile per tutti, quindi gli spettacoli saranno alle 16 del pomeriggio. Sarà il domenica 7 ottobre il primo spettacolo con la compagnia Artemis Levante che mette in scena la commedia Non è il solito vizietto. Il Teatro di Cicagna è stato inserito anche quest'anno all'interno del circuito dei teatri di Genova. Intanto una nota di prestigio perché insomma, è come affermare che il valore di questo teatro. Poi una serie di iniziative, intanto la novità di quest'anno è il fatto che chi è abbonato in un teatro del circuito ha automaticamente il biglietto ridotto per qualsiasi spettacolo degli altri teatri di cui non è abbonato. E quindi questa è un'iniziativa molto interessante. Poi far parte del circuito Genova Teatro vuol dire anche essere inserito nel sito di Genova Teatro, quindi avere la promozione degli spettacoli, insomma, un nome che gira e avvalorare la propria connotazione. Un anniversario davvero speciale, quello festeggiato nei giorni scorsi a Montemoggio. Nella piccola comunità del comune di Borzonasca, sulla strada per il Passo del Bocco, 60 anni fa si unirono in matrimonio 12 sposi, 6 componenti della famiglia Costa, 4 fratelli e 2 sorelle, con i rispettivi fidanzati e fidanzate. Un evento che ebbe una risonanza nazionale già in allora, il 18 settembre del 1958. Martedì scorso 2 coppie hanno rinnovato le loro promesse nuziali nella piccola chiesetta. Anna e Luigi Chiesa e Carmelina e Lorenzo Costa, gli unici ad aver festeggiato le nozze di diamante, circondati dall'affetto di figli, nipoti, pronipoti, tanti parenti ed amici. La Santa Messe è stata celebrata da Don Mauro Gandolfo, che ha ricordato l'amore semplice e vero che ha sempre accompagnato la loro vita. Erano presenti anche Don Matteo Benetti, Don Stefano Traini, Don Federico Tavella. Tra le autorità anche il sindaco di Borzonasca, Giuseppino Maschio, che scherzosamente ha ceduto la fascia tricolore per una foto ricordo a Lorenzo Costa. La festa è proseguita insieme sul piazzale, dove non sono mancati i ricordi gioiosi e anche momenti scherzosi. Agli sposi vanno le felicitazioni anche da parte di tutto lo staff di Teleradio Pace. Ora spogliamo insieme a Marco Revello le notizie sui quotidiani, poi ci ritroviamo con tutti gli aggiornamenti e lo sport. Avvenire apre con le parole del Papa, si cavalca la paura, rischi di razzismo. Il pontefice alla conferenza internazionale su xenofobia e nazionalismo ha detto chi sfrutta i migranti dovrà risponderne a Dio. Il Papa denuncia il clima d'odio verso gli stranieri e l'Unione Europea niente intesa, Conte critica il piano di Frontex. Sabato a Milano un'iniziativa per ripartire 100 esperienze per accendere il futuro d'Italia. E poi la manovra del governo, uniti sul blocco dell'IVA, divisi sul reddito a tutti, l'Ocse avverte cala la crescita, non stravolgete la Fornero. Il centrodestra invece unito si presenterà alle urne insieme, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rilanciano insieme alle urne. E poi leggiamo Pakistan, farmacista ucciso, torturato davanti all'ospedale nella sua città. Pakistan, appunto, il padre era minacciato dai musulmani sul lavoro, l'agguato nella notte mette a rischio la nostra salute, le accuse al farmacista cristiano, aumentate le aggressioni alle minoranze dopo l'insediamento del governo di Khan che ha promesso un Islam tollerante.
Veniamo invece al secolo XIX che apre con il Salone Nautico, Genova Effetto Nautico. Toninelli inaugura il Salone del Dopoponte, la grande sfida da ripartire, ma il decreto resta ancora una bozza, contatti con l'Unione Europea sui poteri del supercommissario. Nel fronte Carige, Malacalza tiene la guida di Carige, il voto dell'Assemblea degli azionisti, Modano presidente, oggi delega l'amministratore delegato Innocenti, Mincione sconfitto però dice collaboreremo. I giudici sportivi, Lentella deve essere ripescata in Serie B e poi ha approvato una mozione Andrea Doria intitolata una rotonda all'equipaggio di questa nave. Migranti, l'Italia resta sola, a quota 100 c'è il condono, governo in difficoltà tra Europa e manovra. E veniamo all'interno del secolo, nel Levante, Alberghetti, c'è la richiesta di svincolo a Rapallo, uno resterà hotel, case negli altri due, in contropartita i privati riqualificheranno completamente il teatro Auditorium delle Clarisse per una spesa di 1,5 milioni di euro. C'è la protesta però di altri proprietari, la protesta degli esclusi perché a loro sì e a noi no, ingiusto fare figli e figliastri, lo dice Claudio Gambero, titolare del Riviera chiuso da decenni. Ancora dal secolo XIX, da Chiavari, acciughe da record, pesca miracolosa anche sul lungomare, il mare di Corso Valparaiso invaso dal pesce azzurro, pescate con il retino dai bambini ma anche addirittura con le mani, vediamo in questa foto. Per il 10° anno consecutivo nel fine settimana verrà allestita a Santo Stefano d'Aveto, in occasione della festa dell'agricoltura, l'esposizione Patate dal mondo. In mostra circa 200 varietà differenti provenienti da Sud America, Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera e molti altri paesi che sorprenderanno il visitatore per la ricchezza di forme e di colori. Allestita in collaborazione con il Consorzio della Quarantina, sarà un'occasione per approfondire alcuni aspetti legati alla selezione varietale, alle tecniche di coltivazione e ad altri argomenti correlati. La mostra è ospitata al Castello di Santo Stefano d'Aveto con orario il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica 10-18. L'ingresso è gratuito. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti. Per noi Andrea Capitani. Grazie Cristina, buongiorno a tutti. È in gioco il futuro di una delle aree di maggior pregio della città e il tema della sua pianificazione e destinazione non può rimanere chiuso nelle stanze dell'amministrazione. Anche il consigliere comunale del PD Lino Cama chiede un dibattito pubblico sul futuro della Fondazione Torriglia per fare chiarezza sulla questione. Si unisce a quello arrivato anche dai rappresentanti della società economica di Chiavari. Ritengo che il luogo principe per questo confronto sia il Consiglio Comunale. Il sindaco deve venire in consiglio e spiegare alla cittadinanza e alle opposizioni qual è il suo progetto di città. Queste le sue parole. Per la cronaca, invece, un giovane di 17 anni residente nella provincia di Milano è stato arrestato dai carabinieri di Cicagna che hanno dato esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa lo scorso aprile dal Tribunale dei minori di Milano. Il giovane, responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, dovrà scontare il provvedimento in una comunità terapeutica riabilitativa per minori del comune di Orero, dove peraltro lo stesso già si trovava. È tutta, te la linea. Grazie, parliamo ora di sport. Genova nel cuore, facciamo canestro per Genova. Con questo slogan il mondo del basket intende stare vicino al capoluogo ligure. Domenica prossima alle 18 la solidarietà e il grande basket si incontreranno al Palazzetto dello Sport di La Spezia con la partita amichevole tra Victoria Libertas Pesaro e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Due formazioni di Serie A di basket in Liguria che devolveranno l'intero incasso agli sfollati per il crollo del ponte Morandi di Genova. Grande basket, direi un binomio vincente per ricordare e aiutare quella che è una grande tragedia che ha colpito tutti i cittadini liguri, ma in particolare i cittadini genovesi. Lo fa la città della Spezia con una grande partita domenica 23 alle ore 18 al Palamariotti fra due delle società più importanti del campionato di A1 di basket, che inizierà immagino fra poche settimane e che quindi, come dire, darà avvio anche al precampionato, che è un'altra delle fasi fondamentali. Ringrazio dai presidenti delle due società, della ovviamente organizzazione anche del CONI e della Federazione Basket, che hanno voluto e fortemente creduto in questo evento che sarà, immagino, spero anche un evento molto partecipato. Come mai proprio una squadra di Pesaro e una di Sassari? Lo sport, e soprattutto in momenti di difficoltà,
la parola solidarietà e la parola d'ordine. Devo dire che la pallacanestro nella nostra realtà in Liguria e a livello nazionale è molto presente e devo dire che ci ha fatto veramente piacere sapere che due squadre così importanti dalla A1 avessero organizzato questo evento nella nostra regione proprio per sostenere e aiutare le famiglie sfollate di Genova a seguito del tragico evento del 14 agosto. Due importanti società sportive per Genova. Sì, senz'altro la disponibilità di Vittorio Libertas Pesaro col presidente Ario Costa e di Dinamo Banco di Sardegna Sassari col presidente Stefano Sardara sono molto significative per noi. La partita di domenica sarà amichevole fino a un certo punto, nel senso che ormai il campionato è imminente e quindi le squadre saranno ormai al completo e quindi prossime all'avvio della stagione anche agonistica nei campionati, nelle coppe europee e Sassari. Quindi quello che sarà, oltre che un'occasione per testimoniare la vicinanza a Genova, anche un grande evento di carattere sportivo agonistico. E l'obiettivo ovviamente è di riempire il Palamariotti esaurendo in ogni ordine di posti, la prevenita sarà andando a gonfie e quindi affrettatevi per essere presenti a un grande evento sportivo e di solidarietà. Per il calcio invece la Lega Pro ha disposto la sospensione delle partite della Virtus Entella sino a data da determinarsi. La decisione conseguente alla pronuncia di mercoledì del collegio di garanzia, secondo cui la sanzione disciplinare all'Associazione Calcio Cesena è applicabile alla stagione scorsa, ovvero 2017-2018, motivo per il quale la società romagnola avrebbe concluso il campionato in una posizione di classifica inferiore a quella dell'Entella, la quale automaticamente non avrebbe dovuto retrocedere. Di ieri la richiesta della società biancoceleste di sospendere le competizioni sportive del campionato 2018-2019 in attesa dei provvedimenti successivi da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio e della Lega di Serie B. Si conclude così questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, 20:30, 22:45 con Tigullio Oggi. Vi ricordo alle ore 20 la rubrica di approfondimento diocesano Noi Chiesa. Inoltre vi ricordo che da domani potrete seguire in diretta su Telepace 1 tutti i momenti del viaggio apostolico di Papa Francesco in Lettonia, Estonia e Lituania. Partiremo con le nostre dirette domani mattina alle 10:30 con il momento in cui il Papa sbarcherà all'aeroporto internazionale in Lituania e poi proseguiremo con diversi appuntamenti sia nella mattinata sia nel corso del pomeriggio. È davvero tutto, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.